Commercio a Cagliari? No, non tanto commercio quanto sicurezza. Ne parliamo con Sandro Cosentino, storico, ex assessore del comune. Qui in via Sonnino, sotto il palazzo del comune, sono tornati clochard. Abbiamo visto ci sono materassi, cuscini, rifugi diciamo di fortuna. Ma io più che di problemi di sicurezza parlerei di problemi di igiene pubblica. La situazione qui in via Sonnino e sotto il Banco di Sardegna e alla Cariplo è veramente deplorevole. Diciamo che sono delle cloache a cielo aperto, perché questi poveri ragazzi vivono qua sotto il portice di via Sonnino, sotto il portico del Banco di Sardegna e sotto il porticato della Cariplo, e fanno lì tutte le loro cose, tutti i loro bisogni. Ci sono anche sacchi di immondezza abbandonati da cittadini più furbi degli altri, più maleducati degli altri. Insomma, di tutto e di più. Di tutto e di più. È una situazione che andrebbe ripresa. Questa via Sonnino sembra quasi dimenticata. Eppure c'è il Palazzo del Comune. Eppure c'è il Palazzo del Comune. Adesso vedrete che arriverà Natale e le luminarie andranno in via 20 settembre e si fermeranno via la rotatoria. Perché questa zona è sempre stata trascurata. Adesso siamo in periodo di elezioni e bisogna stimolare questi signori perché si ricordino che anche 4 gatti votano. Lei ha subito anche, diciamo, un danno serio. Vediamo. 6 mesi fa hanno spaccato senza fissa dimora, mi ha spaccato una bottiglia di birra sulla vetrina del mio. Così. Sì, così, doveva essere ubriaco fatto, oppure deve aver dato a me la responsabilità del fatto che il giorno sono venuti i carabinieri e li hanno controllati. Lei ha fatto denuncia, però a distanza di mesi ancora nessuna novità. Io ho portato le prove, ho filmato perché ho le telecamere per questioni di sicurezza, le ho portate in questura, ho fatto la denuncia, ma che novità vuoi che ci siano? È un reato per il quale l'arresto non è previsto. Questa persona non è in grado di risarcirmi, però la cosa che io chiederei alle istituzioni di non vedermelo come me lo vedo tutti i giorni ubriaco qui davanti, che vada ad ubriacarsi dall'altra parte, perché qui ha già rotto, ha già fatto danno. O meglio che venga aiutato anche. Che non stia davanti ai miei che ha fatto un danno da 1.000 euro, non posso essere cornuto e bastonato. C'è qualcosa che sta mancando a livello di istituzioni da parte del comune? Per quanto concerne comunque, lei l'ha definito un problema igienico e sanitario. Sia la situazione che c'è in tutta Italia, sì, non è il comune che sta mancando. C'è qualcosa che non funziona nella testa della gente, capito? Non si può pensare che ci siano delle persone che devono stare a casa con le mani nei rifiuti, li devono. E questo lo metto qui, e questo lo metto qua, e questo lo metto lì, e poi lo devo portare giù e devo anche pagare perché mi ritirino questa roba che ho lavorato io a casa, e giustamente, perché il servizio va pagato. E poi c'erano delle persone invece che vivono come vogliono, sporcando e compiendo anche certi atti. E compiendo anche certi atti che non sono sanzionabili in nessun modo.